L'importanza è intanto quella di diffondere questa conoscenza che abbiamo scoperto essere davvero poco noto come eroe, come gesto ed è l'inizio della grande guerra di Candia che è durata 25 anni, insomma. Quindi l'importanza è farla conoscere. Noi abbiamo puntato molto anche a trasmettere queste cose alle scuole, abbiamo fatto iniziative soprattutto nell'Istria, Capodistria, Pirano, abbiamo portato dei rievocatori storici per conoscere questa storia e quindi in qualche maniera anche trasmettere dei messaggi che sono quelli oggi di pace, chiaramente di cooperazione fra i popoli, ma che la libertà va conquistata attraverso la forza e il coraggio delle proprie azioni. È il nostro scopo societario far conoscere la storia che riguarda Venezia, il Veneto e diciamo tutto l'allora chiamiamolo impero, Commonwealth veneziano che sappiamo benissimo andava da Venezia, Istria, Dalmazia, isole greche e anche oltre. E lo scopo è proprio trovare questi personaggi o degli episodi che sono accaduti parecchi anni fa e farli conoscere, farli diventare domani speriamo un fenomeno di massa, cioè che siano conosciuti un po' da tutte le persone. Solo per fare un esempio, Biagio Giuliani sarebbe il nostro Pietro Micca. Pietro Micca lo conoscono tutti perché gli sono state dedicate vie, piazze e lo nominano a scuola nei programmi scolastici e purtroppo Biagio Giuliani invece viene lasciato a noi appassionati o ai cultori insomma, di storia veneta e veneziana. Dobbiamo portare a conoscenza dei personaggi positivi, diciamo, ecco, in una società in cui invece vengono esaltati a volte dei personaggi negativi. Biagio Giuliani è stato portato all'estremo sacrificio in difesa della sua patria di allora e questi gesti, questo buttare il cuore oltre l'ostacolo sono senz'altro dei buoni esempi perché fanno capire l'attaccamento alle comunità, alla propria terra, alle proprie tradizioni. Nella speranza però che mai più nessuno si debba far saltare in aria per difendere un qualcosa, ecco, questi devono rimanere esempi positivi da applicare poi alla vita quotidiana di tutti i giorni, nell'impegno nel lavoro, nella società, nell'onestà e nelle cose positive di oggi chiaramente. Sono gesti che vanno ricordati e collocati chiaramente, contestualizzati nell'epoca e nel periodo in cui sono capitati. Ora il mondo per fortuna è cambiato e si spera che certe cose non servano più, ma lo stesso sono di ottimo insegnamento.